Eccoci con il consigliere regionale Fabiano Barbisan. Approfitto della sua presenza qui a Danone Veneto, dove si è appena svolto il primo consiglio comunale di insediamento del neoeletto Victor Louison, sostenuto da tutto il centrodestra, vittoria netta e schiacciante. La prima domanda è, e partiamo da qua, come mai qui? Come mai questo? È normale che succeda. No, questo, ma anche qui. È normale che il centrodestra possa mettersi vicino. La non normalità è che il centrodestra magari un'ala viaggi per i fatti suoi. Ci siamo riusciti, gran lavoro. Da settembre, ottobre, novembre abbiamo iniziato un dialogo a partire tra Lega, con i responsabili, i riferimenti Lega del territorio. Siamo riusciti nell'intento, poi chiaro si sono aggregati Forza Italia e Fratelli d'Italia, perché poi una volta incaricato, individuato nella persona di Victor Louison la possibilità appunto di metterlo a capo della sua lista e si è messo anche lui chiaramente a lavorare e è riuscito ad aggregare delle forze che magari stavano ad aspettare e guardavano. Sì, io ho intervistato a margine del Consiglio Comunale di Cinto Caomaggiore Emilia Vida, la quale nell'analizzare la sua sconfitta così larga rispetto al neo eletto e riconfermato sindaco Gianluca Falcomer, aveva elencato i vari nomi della Lega, facendo anche il suo che l'avevate appoggiata, lei leghista doc. Come mai là non si è riusciti a fare ciò che siete e avete realizzato qui? Deve essere, io lo dico per esperienza mia, il messaggio verso la cittadinanza deve essere chiaro, deve essere tranquillo, deve essere concreto. Io non voglio togliere meriti alla Emilia, che si è messa in faccia con la sua squadra, si è messa in mostra, ci ha messo la faccia con la sua squadra e merita un plauso. Evidentemente non sono riusciti a trasmettere alla popolazione un messaggio di tranquillità e di concretezza come è successo qua. Posso aggiungere che io vado e ci sono sempre andato dove vengo chiamato, interpellato. Io ci sono andato a sostenere l'apertura della campagna elettorale, ho fatto correttamente quello che doveva essere fatto, dopodiché sta ai cittadini appunto far sì che passi un messaggio, come ho già detto, di concretezza e tranquillo. Sì, io approfitto anche, ma è proprio un flash, io devo approfittare al massimo della sua presenza, perché qua il prossimo anno si va a votare a Portogruaro. Su ciò che riguarda la politica regionale, i consiglieri regionali sono stati esclusi dall'Europa, io faccio di tutto un'erba un fascio, no? E penso che lei sarà anche un po' arrabbiato, perché al di là della soddisfazione che avete la Rosanna Conte adesso onorevole in Europa, a Bruxelles, lei doveva essere uno di quelli che era deputato ad andarci. Avete un nome per candidato sindaco, o in questo caso sarà, e qua è l'aggancio di aver nominato l'Europa, visto che non ci va, c'è la possibilità di fare candidato sindaco a Portogruaro? Ma da parte mia no, da parte mia oggi come Lega partito che ha preso appunto questa grande, ha fatto un grande exploit anche a Portogruaro, ci sono delle persone, perché noi abbiamo a Portogruaro delle persone in municipio che sono in grado, dopo aver fatto l'esperienza, aver maturato l'esperienza, non siamo più a 4 anni fa quando non c'era nessuna esperienza, quindi abbiamo delle persone che Parlava prima essere... di almeno 3 nomi, insomma. Diciamo che ci sono 3 consiglieri comunali, Alessandra Zanuto, capogruppo, Leonardo Barbisan e la Marisa, che possono benissimo, ma puntiamo evidentemente o eventualmente sul capogruppo. Abbiamo un vice sindaco che però ha già detto di no. Non è che abbia detto di no, il vice sindaco dice vediamoci, vediamo cosa fare.
Dopodiché abbiamo anche un segretario di partito, sì, non dimentichiamo che Mattia Dalben è uno dei giovani che appunto sanno parlare di politica, parlano con moderazione ai cittadini. Abbiamo sindaci giovani, già l'esperienza del territorio, quindi io non escluderei nulla. Dopodiché nella coalizione, perché anche qua io auspico che ci sia una coalizione netta, che ci sia appunto un gruppo, che si torni a costituire un fatto gruppo. un aperitivo con Fratelli d'Italia e Forza Italia a metà settimana a Portogruaro, mi sembra. No, allora relativamente se lei ricorda, cioè, giovedì scorso io sono stato invitato dalla coordinatrice segretaria di Forza Italia, che è la Caterina Pinelli. Sono stato invitato, sono passato, mi sono bevuto il mio spritz e me ne sono andato. Poi che da là si strumentalizzi o meno. È apparso un articolo sulla stampa, insomma. Ma io non ho fatto nessun discorso, infatti non è uscito nulla, perché non è, c'è da mettere nulla. Non ho un ruolo, un incarico in questa fase per essere quello che va a mettere la mano sulla Però fino spada. adesso non ha fatto il nome della senatore, il che vuol dire che è proprio fuori dai giochi. Io personalmente posso dire che alla senatore devo tanto, perché ha tenuto su il municipio 4 anni, lotterà per quanto concerne a noi anche il 5° anno. Non disconosco di aver puntato quindi su una persona che ha dimostrato una capacità di governo. Dopodiché si vedrà, perché appunto non è che sia esclusa, cioè il secondo mandato del senatore potrebbe essere anche auspicabile. Personalmente, ripeto, non ho nulla in contrario, ma deciderà il partito, decideremo assieme con i ragazzi, con la gente del partito, chi porre, chi proporre. Ecco, giusto per ricordare, 4 anni fa il candidato per la Lega era il sottoscritto. Dopodiché nell'accordo, nella coalizione, nei discorsi fatti è emersa la figura della Teresa senatore. Il sottoscritto è stato chiamato, interpellato dal gruppo della regione, del gruppo che si era attivato, quella volta era Dozzo, l'onorevole Giampaolo Dozzo, che era il segretario e il commissario, Luca Zaia, che era il candidato. Mi hanno interpellato e mi hanno chiesto di correre con loro. Quindi... Lei, da bravo esperto ormai navigato politico, insomma, tiene tutto in piedi. Diciamo che oggi deve essere così, deve assolutamente essere così. Non si può mettere in crisi chi sta governando, non si può altresì mettere in crisi una coalizione che può formarsi, e soprattutto non possiamo mettere in crisi degli organi di partito interno nostro alla Lega che stanno, lavorando, si stanno motivando. Allora, l'ultima battuta in chiusura, insomma, una domanda scomoda la devo fare, insomma, è una mia caratteristica, perché sulla stampa si è visto un voto e risposta, un piccolo battibecco tra lei e il riconfermato sindaco di Gruaro. Cosa è successo? Lì la Lega ha fatto baruffa? No, da parte mia la cosa è molto netta. Dei militanti di Gruaro hanno chiesto il mio sostegno e io ci sono andato. Un gruppo di militanti Lega, sostenitori ma militanti, sono stati interpellati anche dal segretario provinciale ed era emersa la volontà di correre da soli. Punto e a capo. Dopodiché il candidato a sindaco che avevano individuato, per motivi suoi personali, a una settimana dal voto ha deciso di ritirarsi. Cioè, non puoi obbligare uno a fare delle cose contro natura, e soprattutto non si può buttare al macero tutto, perché adesso va rispettato le radici del partito che pian piano si stanno... Perciò non rinega le mosse, le scelte che ha fatto in quel momento, i suoi rapporti con Gasparotto, no. Come sono rimasti? Ma io non ho rapporti con Gasparotto, non li avevo, non li ho, se li avrò, cioè non li avevo. Bene, allora io direi che possiamo chiudere qua. Chi se ne intende un po' di politica trarrà le sue conclusioni o ipotesi, insomma la politica è bello anche per questo, un po' come il calcio, insomma siamo tutti allenatori. Grazie a Fabiano Barbisani. Lasciamo che giochino quelli che sono in campo, noi facciamo gli allenatori ma facciamo gli spettatori in tribuna. Perfetto, grazie.